Sanità pubblica, un argomento che le sta molto a cuore. Perché e cosa vorrebbe fare nel prossimo quinquennio? Allora, la sanità ovviamente è uno dei temi più sentiti dai veneti. Coinvolge l'80% circa del bilancio regionale e giocoforza diventa il tema principale in questa campagna elettorale. Alcuni dati oggi ci dicono in maniera chiara che nonostante ha una narrazione tutta ammantata di eccellenza, alcuni problemini ci sono, soprattutto nel territorio. Sole 24 ore, pochi giorni fa, ci ha detto che siamo la penultima regione in Italia per numero di medici ogni 1000 abitanti, siamo fra le prime regioni per spesa out of pocket, quindi la spesa che i cittadini di tasca propria devono tirar fuori per accedere alle cure in tempi ragionevoli, altrimenti nel pubblico la lista è lunga e con tempistiche appunto difficili da attendere. C'è stato uno smantellamento fortissimo dei servizi territoriali, perché in poco più di 10 anni i consultori pienamente attivi sono passati da 138 a 24. Tutti quelli che sono rimasti hanno avuto forti sforbiciamenti su persone, servizi, orari, quindi con una accessibilità alle cure davvero scarsa. In tutto questo ovviamente la gente si è riversata nei pronto soccorso, siamo la prima regione in Italia per accessi al pronto soccorso e codici bianchi che ricordiamo si pagano, qui i criteri sono determinati dalla regione, quindi di fatto c'è stato uno smantellamento della sanità sul territorio, difficoltà di accesso alle cure, riversamento sui pronti soccorsi per il pagamento delle prestazioni. Se in tutto questo contiamo che il privato è passato da una fetta del 6% al 16%, capiamo che c'è probabilmente una dinamica in atto che noi siamo convinti di dover arrestare, perché la sanità deve rimanere pubblica, universalistica e solidaristica, ovvero accessibile a tutti, a prescindere dalle sostanze economiche di ciascuno, e questa è la vera equità, e soprattutto un sistema basato sul pagamento progressivo delle tasse, su una contribuzione collettiva sulle tasse, non invece sulle assicurazioni, come qualcuno della maggioranza di governo in questi giorni ci sta dicendo. Consumo di suolo, anche questo è un argomento che le sta particolarmente a cuore. Perché? Sì, il consumo di suolo ci sta a cuore, tanto che negli strumenti urbanistici del comune di Preganziol abbiamo posto uno stop quasi assoluto al consumo stesso, perché ce lo dicono tutti i documenti programmatici da qualche decennio, l'Agenda 2030, l'accordo di Parigi sulle emissioni, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, di come lo sviluppo oggi non possa che essere sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Allora noi non possiamo dire queste cose a parole e poi nei fatti fare il contrario. La regione italiana è la prima con la Lombardia per suolo consumato, e questo non è un tema da ambientalisti radical chic, ma è qualità della vita per ciascuno di noi. È decoro urbano, è spinta verso la rigenerazione di quello che è costruito in degrado piuttosto che l'occupazione di altre parti di suolo. È stop blocco dell'innalzamento delle temperature con tutte le conseguenze sugli eventi atmosferici che sempre più frequentemente contagiano il nostro vivere anche in queste aree. Quindi il consumo di suolo è davvero uno dei temi importantissimi che si deve accompagnare a una pianificazione del territorio orientata su temi diversi. Noi vediamo i giovani che pensano di andare a costruire il loro futuro fuori da questa regione. Noi abbiamo la maggior perdita del potere d'acquisto in Italia come regione, appunto, che è al 16%, potere d'acquisto perso dei nostri salari, un lavoro in gran parte povero, nel senso che c'è un valore di poco superiore a quello della manodopera in senso stretto. Allora ci vuole davvero un grande coordinamento da parte della politica, questo aiuta anche le imprese, i giovani, chi vuole fare innovazione e ricerca, per andare verso un modello di sviluppo e di lavoro diverso, quindi con una manodopera qualificata, con professionalità qualificate e opzioni diverse anche per il futuro dei nostri ragazzi. Sappiamo che le sta molto a cuore anche lo sport e su questo sia come attività da lei svolta, ma anche politicamente. Velocemente, perché?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice di come la stragrande maggioranza delle risorse dei decessi sono legate a problematiche di malattie croniche. Ecco perché la politica deve costruire un contesto alternativo che questa cronicità la prevenga. Lo sport è necessariamente uno stile di vita che va vissuto e inculcato proprio per la prevenzione, vivere meglio, essere in salute e costruire una comunità più sana anche a livello dei nuovi cittadini. Domani mattina è post elezioni e lei è eletto. Qual è la primissima cosa che farebbe per il popolo veneto? Allora, siccome i temi sono tantissimi, io ne propongo una a livello di metodo. Tutti in campagna elettorale parlano di confronto e di ascolto. Il giorno dopo riconvocare le tante persone, le tante associazioni di categoria, tutti i soggetti che sono stati interessati in questi mesi di campagna elettorale per disegnare con loro le strategie per le scelte di questo Veneto che dovrà tornare a galoppare verso l'ecologia integrale che Papa Francesco ci ha lasciato.